Buonasera a tutte e a tutti, buonasera a quanti hanno deciso di seguirci e soprattutto buonasera e grazie ai nostri ospiti di questa sera. Lo SPICIGL di Vicenza ha deciso di organizzare questa iniziativa nell'arco del mese dedicato alle vittime innocenti di mafia, questa iniziativa per accendere il faro, accendere una luce su quella che è la situazione nel Veneto, ma soprattutto nel nostro territorio. Ringraziamo Gianni Belloni, giornalista, Giampaolo Zanni, il segretario generale della CGIL di Vicenza, Giacomo Possamai, consigliere del Partito Democratico e capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale, Stefano Manu di Libera Vicenza e Rosanna Vettella, che è la segretaria, è nella segreteria dello SPICIGL del Veneto. Purtroppo il nostro collega del sindacato di polizia non potrà essere presente per problemi personali. Ringrazio infinitamente i nostri ospiti perché ci permetteranno di fare un focus su quella che è la situazione, ripeto, non solo nel Veneto ma nel Vicentino, perché come diceva Giovanni Falcone, la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un inizio e una fine. Però perché abbia una fine dobbiamo conoscerla. Conoscerla, sapere che esiste e sapere che esiste soprattutto nel nostro territorio. Perché lo SPI si occupa di questo? Lo SPI si occupa di questo perché la mafia, l'illegalità diffusa anche nella nostra provincia, ruba diritti. I dati recenti ci dicono che esistono circa 211 miliardi di economia non accertata e gran parte di questi 211 miliardi sono nel nord-est. Questo significa che l'illegalità diffusa ruba diritti a tutti, ruba diritti alla scuola, alla sanità, alle infrastrutture, ruba diritti ad un'intera società ed è il motivo per cui come SPI CGIL e come CGIL siamo in campo ad occuparci e lo dicevo prima, ad accendere un riflettore su questa situazione. Molto spesso nel nostro territorio, quando si parla di mafia, c'è una reazione di fastidio o addirittura di negazione. L'abbiamo scoperto, l'hanno scoperto molteplici indagini fatte anche dalla magistratura, che invece il problema esiste. La mafia è endemica nel Veneto, è endemica anche nel Vicentino, soprattutto due clan, i Casalesi e i Madonia, mi pare. Esiste perché esiste l'illegalità. Quello che abbiamo scoperto, ma poi ce ne parleranno meglio i nostri ospiti, è che la mafia non si è infiltrata, la mafia è stata chiamata nel nostro territorio, perché la mafia serve per pulire il nero. La mafia serve per poter far continuare l'illegalità in un territorio e anche nella nostra provincia. È necessario quindi conoscerla, sapere che c'è, perché solo se lo sappiamo possiamo fronteggiarla anche da semplici cittadini. Questo è il motivo per cui abbiamo chiesto innanzitutto a Gianni Belloni, che ha fatto anche una serie di inchieste sul nostro territorio, di essere presente e di partecipare. Gianni Belloni è un giornalista ed è un giornalista che è anche autore di un libro come I pesci nell'acqua, mafia, imprese e politica in Veneto, a cui vorrei chiedere qual è la situazione nel nostro territorio, ricordando che la mafia prospera laddove c'è l'illegalità, ma anche laddove c'è un sistema economico e politico che la sostiene. Quindi Gianni, a te la parola. Grazie, buongiorno a tutti, grazie al sindacato pensionati della CGIL per questa iniziativa. Io, come si diceva nell'introduzione, sono giornalista e ho avuto anche l'opportunità di partecipare ad alcune ricerche che mi hanno consentito di fare degli studi abbastanza sistematici sull'insediamento dei gruppi mafiosi nella nostra regione. È chiaro che siamo di fronte molto spesso a una presenza anche stratificata nel tempo. Da questo punto di vista non mancano come dire, gli esempi. Però per comodità è forse opportuno diversificare in un paio di categorie le modalità con cui le mafie esplicitano la loro presenza nei territori di nuovo insediamento, come appunto il Veneto e il Vicentino.
due modalità diverse che possono essere sommariamente descritte come una modalità di vero e proprio insediamento all'interno della società, insediamento di lungo periodo, insediamento nella società a tutto tondo, per cui non solo nelle attività economiche, con un investimento appunto di lungo periodo rispetto a una progettualità di permanenza e di capacità di consolidare legami con la società locale. La seconda modalità di presenza delle mafie nel nostro territorio è una modalità più fuggevole, è una modalità che appunto si dedica solamente alla sfera economica, cioè alla costruzione di business, che alle volte si esplicita con modalità predatorie. Per quanto riguarda appunto la provincia di Vicenza, noi abbiamo due esempi di entrambe queste modalità. Per quanto riguarda la seconda, che è una caratteristica che osserviamo più frequentemente, ma non è una regola precisa, ma comunque più frequentemente per quanto riguarda i gruppi di camorra, una inchiesta del 2006 che ha svelato un business che era sostanzialmente una truffa di una certa consistenza da parte di alcuni esponenti del gruppi del cartello dei Casalesi e del clan di Mondragone, Salvatore Di Caprio e Michele Siciliano. L'inchiesta venne chiamata Titanic dalla Procura di Vicenza e che si sostanziava sostanzialmente nella creazione di società schermo per l'acquisizione di prodotti alimentari che poi andavano nei ristoranti che loro gestivano in Gran Bretagna. Acquisivano questi prodotti e poi le società scomparivano e quindi si trattava di truffe in grande stile. È chiaro che andando avanti questo tipo di attività loro si stavano bruciando i contatti, quindi è sicuramente un'attività predatoria di breve durata, di non lunga permanenza, perché erano attività mordi e fuggi, così come l'abbiamo vista in altri casi per quanto riguarda altri gruppi di camorra anche in Veneto. La seconda modalità invece è quella che abbiamo visto all'opera con la famiglia Criaco a Montecchio Maggiore, che appunto è oggi sotto indagine per un'inchiesta che riguarda il traffico di una grossa inchiesta che riguarda il traffico di stupefacenti e lì abbiamo un modus operandi forse più frequente nei gruppi di 'ndrangheta e che sono delle modalità di azione che appunto puntano a una relazione più stretta e a non bruciarsi i contatti e le relazioni all'interno della società locale, piuttosto quello di rinsaldarli e piuttosto quello di essere accettato a tutto tondo all'interno della società locale e di instaurare dei business, delle attività che possano in qualche modo trovare delle alleanze con il mondo delle professioni, con il mondo degli imprenditori. Nel caso di Montecchio, secondo l'ipotesi della magistratura, noi abbiamo a che fare soprattutto con un business che riguarda gli affari illegali, anche se la biografia dei personaggi in questione erano personaggi che avevano anche avuto delle attività legali nel settore edilizio e le persone che avevano contattato, che avevano coinvolto, a loro volta avevano anche delle attività legali. È interessante vedere come in qualche modo anche questa attività del traffico di stupefacenti, ma io penso che Giampaolo Zanni, che è con noi, che sa essere di Montecchio, un profondo conoscitore di quel territorio, ce ne potrà raccontare, ma insomma è interessante notare come alcune rotte degli stupefacenti possano anche coincidere con le rotte del traffico delle pelli, che è una delle economie di quei territori. E d'altra parte è anche interessante notare l'approccio alla politica di un esponente della figlia di questa famiglia, anche se non con risultati particolarmente stupefacenti, ma insomma un approccio alla politica che è un'altra caratteristica che abbiamo rivisto
in altri piccoli centri del Veronese da parte di alcune di queste famiglie, come la famiglia Grisi ad esempio, che si era candidata oppure con i tentativi di interlocuzione e qualcosa di più dell'interlocuzione con l'amministrazione Tosi a Verona. Quindi uno stile, una modalità di insediamento diversa. Un altro esempio che rintracciamo a Vicenza, che può avere un suo interesse raccontare proprio per cominciare a delineare quello che può essere il profilo dell'intervento, del profilo delle attività delle organizzazioni criminali, per quanto possiamo sapere, per quanto possiamo ipotizzare, l'attività della Natana.doc di Attanasio, che ha un ventaglio di attività anche nella provincia vicentina, che riguarda la gestione della manodopera e la gestione del lavoro interinale e anche e soprattutto il lavoro nella logistica. È importante notare come in un settore in cui le regole e le tutele del lavoro sono spesso un campo importante per i gruppi criminali. Abbiamo visto delle inchieste in cui anche Attanasio ha avuto un ruolo, ad esempio a Piacenza, nel fare un'attività antisindacale molto cruenta e molto violenta e attiva. La gestione della manodopera, per quanto riguarda le inchieste che hanno riguardato Attanasio, può riguardare sia attività di copertura di persone che stanno all'interno dei gruppi, ma è una gestione importante perché è un servizio importante all'impresa, perché è un servizio di manodopera disciplinata, un servizio di manodopera conveniente, ed è un'attività che noi rintracciamo molto spesso anche in Veneto, questa della gestione della manodopera da parte delle mafie e della criminalità organizzata. Quello che mi piace sottolineare alle volte è come nel rapporto con l'impresa da parte delle mafie ci sia alle volte un rapporto di vittima e carnefice da un estremo e dall'altra di un rapporto di assoluta compartecipazione volontaria all'impresa da parte del mafioso imprenditore e dell'imprenditore. E poi c'è tutta una gradazione di grigi tra queste due estremità. Nel caso dei lavoratori invece abbiamo sempre e solo delle vittime e questo forse sarebbe il caso di sottolinearlo più spesso. Un altro aspetto che mi avvio a concludere, poi se ci saranno domande volentieri, che vorrei sottolineare rispetto all'operatività delle mafie è un aspetto che in realtà non riguarda le mafie, però adesso spiego perché vorrei assolutamente metterlo in luce. Nell'impostazione che noi abbiamo dato al nostro lavoro di analisi ha una posizione di preeminenza il contesto, cioè noi quello che pensiamo, dicendo noi dico tutta una serie di giornalisti, di studiosi, di analisti di questo fenomeno. Quello che noi vediamo per quanto riguarda l'insediamento delle mafie nei nuovi territori è che un aspetto decisivo è la caratteristica dei contesti. Cioè quello che spesso si dice è che si imputa alle mafie è quella di essere i promotori di dinamiche di illegalità. In realtà le mafie hanno successo nel loro insediamento, nella loro capacità operativa nei nuovi territori quando preesistono situazioni di illegalità. E quindi il successo del loro insediamento è dato dalle caratteristiche del contesto, cioè se è un contesto dove le pratiche di illegalità sono moneta corrente, dove i diritti dei lavoratori sono messi, soprattutto in alcuni settori, messi in discussione, dove c'è una
benevolenza da parte dei professionisti rispetto a ad alcune pratiche. Allora, questa può essere la chiave per il successo dell'insediamento. Quindi la cosa importante è guardare in parte ai mafiosi e alle loro capacità, o alle volte anche alla loro incapacità, perché nelle mafie c'è un po' di tutto, è un mondo molto articolato e complesso, dove possono esserci persone molto scaltre e molto in grado di delineare strategie, ma altre assolutamente di bassissimo livello. Quindi oltre a guardare alle capacità, ai profili delle mafie, guardare alle condizioni del contesto. Allora, per quanto riguarda le condizioni del contesto, io penso che non si possa parlare del Vicentino senza parlare di quello che è successo alla Banca Popolare di Vicenza, che vuol dire molte cose. Che cosa è successo alla Banca Popolare di Vicenza, non solo in termini di ricadute devastanti dal punto di vista economico, ma perché quello che è successo e quindi il tipo di operatività di quella banca e di come e di quello che ha permesso che la banca potesse combinare in quel territorio è la spia di una mutazione abbastanza importante del mondo dell'impresa. Un mondo dell'impresa che ha guardato nel giro di una generazione sempre di più al mondo della finanza, e un mondo dell'impresa che all'interno dei suoi circuiti ha creato piuttosto che dei legami di fiducia, dei cartelli di collusione. Dei cartelli di collusione che gli ha permesso di essere protetti da delle dinamiche di concorrenza e di essere, come dire, ben accettati nel mondo del credito, non tanto per le competenze imprenditoriali, ma nelle capacità di relazione. Questo trionfo di questo tipo di capitalismo di relazioni, che si stringe all'interno di alcune cerchie ma esclude altri, ecco, sono reti all'interno delle quali può esserci un po' di tutto, sono reti di reciprochi obblighi. Ecco, come si conformano queste reti e quali tipo di favori si scambino all'interno, che tipo di modalità di cooptazione vi sia all'interno di queste reti, queste sono tutte dinamiche da studiare con molta attenzione. Sicuramente questi sono dei segnali di una mutazione della cultura di impresa nei nostri territori, che non sono particolarmente incoraggianti rispetto all'idea di costruire degli anticorpi, come si dice alle volte, rispetto all'operatività delle mafie. Perché quello che è importante secondo me segnalare è che più che un nemico esterno che viene ad invaderci, le mafie andrebbero viste come un sintomo di qualcosa che non sta andando nel nostro modo di fare economia, nella nostra convivenza sociale. Ecco, io per adesso chiuderei qui, ma rimango disponibile per le domande. Grazie Gianni, e vediamo la domanda o la riflessione che fa Piero Andreine, che è assolutamente, credo, no, di poter dire, Gianni, assolutamente condivisibile, perché anche la diffusa pratica dell'evasione fiscale nelle piccole imprese è terreno, come posso dire, humus per poter far crescere un comportamento mafioso o l'illegalità che poi sfocia in un comportamento mafioso. Ti ringrazio soprattutto anche di aver ricordato la vicenda della Banca Popolare di Vicenza, perché è stata una ferita enorme per questo territorio, ed è una ferita enorme che è passata anche abbastanza sotto silenzio, nel senso che la città ha reagito in modo che lascia un po' perplessi. Nel sentire l'intervento di Gianni, e se avete poi delle domande, voi vedete, le proiettiamo, mi veniva in mente Stefano, che è Stefano Manu di Libera Vicenza, mi veniva in mente la frase di Don Beppe Diana: per amore del mio popolo non tacerò. Cioè le cose vanno dette fino in fondo, dette senza paura, facendo nomi e cognomi, sia del territorio, sia delle aziende, sia dei politici, sia delle persone, perché solo con il coraggio, ed è il coraggio che libera
dimostra e porta avanti, si può sconfiggere la mafia. Ti do la parola, Stefano. So che c'è un aspetto che riguarda la lotta alla mafia e che riguarda i beni confiscati e l'utilizzo dei beni confiscati, nati peraltro con legge di Pio La Torre, che poi pagò questa legge pesantemente con la vita. Ti chiedo, Stefano, qual è la situazione nel nostro territorio e come si possono, come vengono utilizzati i beni confiscati alla mafia. Beh, buongiorno, intanto grazie Chiara, grazie allo SPI per l'occasione di parlare di quello che cerchiamo di fare anche noi qui sul territorio. Parto da questo e dal riferimento che hai appena fatto a Pio La Torre. Libera nasce nel 95 con una proposta di legge di iniziativa popolare che raccoglie più di 1 milione di firme, peraltro. Viene approvato in Parlamento e diventa poi la legge 109 del 96, le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Al tempo uno degli slogan più usati da Libera era "le mafie restituiscono il mal tolto", che rende abbastanza lo spirito della legge. La legge altro non fa che sviluppare proprio un'intuizione di Pio La Torre, il sindacalista e politico siciliano, che peraltro non ha fatto a tempo a vedere approvata la legge che porta il suo nome, la 646, perché nel 1982 fu ucciso pochi mesi prima dell'approvazione della legge. Se fate due conti vi rendete conto che sono 25 anni quest'anno dall'approvazione della 109. Con Libera abbiamo preparato un dossier dal titolo Fatti per Bene, che prova a fare un bilancio un po' del riutilizzo sociale dei beni confiscati, evidenziando positività e anche limiti di un percorso. Tra le positività le esperienze nate grazie ai beni immobili aziendali sottratti alla disponibilità innanzitutto delle mafie, poi con le varie integrazioni della legge, alle varie forme di criminalità economica e finanziaria, riciclaggio, usura, caporalato, ecomafie, e negli ultimi tempi anche un'applicazione ai corrotti. Brevemente, ma la voglio fare davvero breve questa prima parte del mio intervento, per chi non conosce l'iter previsto dalla 109, lo riassumerei così: sequestro, confisca, destinazione. Questi sono i termini che usiamo normalmente e sono i termini della legge, ovviamente. Il sequestro provvisorio avviene nel momento in cui, quando si concludono le indagini a carico di un imputato per associazione mafiosa, ad esempio. La confisca invece scatta in forma definitiva a conclusione dei 3 gradi di giudizio. A quel punto, e qui arriva il punto, l'introduzione della novità della 109 del 96, al termine della fase giudiziaria i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato e possono seguire 2 strade. Possono essere mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, ordine pubblico, protezione civile, per esempio, oppure possono essere trasferiti agli enti locali, che potranno poi gestirli direttamente, oppure assegnarli in concessione a titolo gratuito ad associazioni del terzo settore, per esempio. Ecco, in questo caso, proprio in quest'ultimo caso, parliamo di destinazione ai comuni e agli enti locali. È stata creata un'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati con la legge, che ha il compito proprio di gestire questo percorso di restituzione alla comunità e ai territori, in collaborazione con le prefetture, peraltro. I dati che vi fornisco ora sono proprio i dati dell'agenzia, che pubblica peraltro questi dati in formati aperti e si presenta quindi anche come un discreto esempio di trasparenza. Stiamo parlando di 3 tipologie di beni: immobili, conti correnti, auto, qualsiasi cosa; immobili, le case, i terreni, e aziendali. Ad oggi sono più di 36.000 gli immobili confiscati, ad esempio. Il 48% di questi 36.000 beni confiscati è stato destinato per finalità istituzionali e sociali, che significa che 5 beni su 10 non vengono destinati. Questo è il primo dato che può essere significativo. Nella nostra regione sono 287
i beni confiscati ancora in gestione all'agenzia. Invece quelli destinati agli enti locali sono 129 distribuiti in 32 comuni. Un altro aspetto critico della 109, e qui arrivo al caso di Vicenza, è il tempo che passa tra il sequestro e l'effettivo riutilizzo sociale. In media trascorrono 10 anni. Spesso rimangono ancora da destinare, rimangono quindi ancora in capo all'agenzia, proprio perché presentano varie forme di criticità, quote indivise, irregolarità urbanistiche, occupazioni abusive, o perché restano accantonati in attesa delle verifiche dei creditori. Ecco, è quest'ultimo il caso che caratterizza i quasi 70 beni che 13 comuni del Vicentino stanno aspettando da diversi anni. Se possibile mostrerei adesso l'immagine che ho preparato. Il primo bene destinato ai comuni risale al 2004 ed è una villetta turistica di Gallio, un appartamento in villetta turistica appartenuto alla mafia del Brenta e assegnato per fini istituzionali alle guardie di finanza. Poi nel 2018 2 immobili in centro a Bassano, confiscati in base a un decreto del 2011 che aveva esteso le misure previste per i reati di associazione mafiosa alla criminalità comune. In questo caso il reato era evasione fiscale. Nel 2018 il comune di Bassano li ha destinati a uso sociale ed è il nostro primo bene vicentino destinato a uso sociale, interpretando peraltro quindi lo spirito della legge 109, e sono oggi un centro per le relazioni e le famiglie. Ci sono altri 2 beni destinati, uno a Valdagno e uno a Montebello, che non risultano utilizzati per il momento. Il dato qual è? Dal 96 al 2018 solo 5 beni sono stati confiscati e destinati a comuni del Vicentino, che vuol dire molte cose, ma non di certo che il limitato numero di beni confiscati sia indicatore di una marginale presenza mafiosa sul nostro territorio, anzi. E il punto è nella parte sinistra dell'immagine che state vedendo, cioè noi stiamo attendendo oggi la destinazione di 13 comuni del Vicentino, li vedete qui elencati, dei quasi 70 immobili sequestrati nel 2015 a Ferruzzo Pozza di Villaga, ha detto il professore, che era a capo di un traffico internazionale di droga tra Italia e Spagna. I proventi di questo traffico erano stati investiti in appartamenti, terreni, edifici industriali tra Sarego, Villaga, Sovizzo, Grancona, Arzignano, Montecchio, Poiana. Ecco, beni che sono giunti a confisca definitiva nel 2017. C'è stato un tentativo di intestarli a prestanome, ma non ha funzionato. Anche in questo caso non si tratta di beni confiscati alle mafie in senso stretto, quindi. Adesso, al termine ad esempio dei processi contro i multari di Zimella, vedremo, ci aspettiamo le conseguenti confische, queste sì per mafia, e in ogni caso poco importa. Vi renderete conto della grande opportunità. Il comune di Montecchio, faccio 2 esempi e vado a conclusione. Il comune di Montecchio, prima Gianni Belloni parlava di alcuni componenti della famiglia Criaco a Montecchio. Il comune di Montecchio Maggiore sta aspettando ben 13 appartamenti. L'assessore al patrimonio ha avuto poche settimane fa la possibilità di visitarli, li ha trovati in buono stato e li vorrebbe destinare a uso sociale per rispondere a casi di emergenza abitativa, per esempio. Il comune di Poiana ne aspetta 15. Noi poco più di un anno fa li abbiamo visti da fuori con il sindaco e l'assessore al sociale. Sono anche questi messi bene e verrebbero anch'essi destinati a uso sociale. Potrebbero diventare ad esempio servizi diurni a sostegno di minori. Ci sono cooperative sociali che hanno manifestato interesse e non serve nemmeno dirlo, visti i tempi, il bisogno ci sarebbe come. Ecco, noi di Libera cosa facciamo? Ci rendiamo disponibili ad accompagnare i comuni che hanno chiesto supporto in percorsi di progettazione partecipata, cioè coinvolgendo le realtà sociali del territorio, facendo emergere idee per un riutilizzo sociale che sia intelligente e sostenibile. E mi pare che anche lo SPI
si sia mosso su questa linea e abbia approfondito questi temi, riconoscendo in qualche modo l'opportunità dello strumento della confisca. Ecco, ma chiudo, stiamo aspettando troppo secondo noi. I beni che possono essere destinati ai comuni vicentini sono tuttora in gestione all'Agenzia Nazionale, perché vanno prima risarciti i creditori di Ferruccio Pozza, come peraltro prevede giustamente la legge. Una legge che a distanza di 25 anni ormai si può fare un bilancio, può essere, l'ho detto prima, migliorata, potenziata sia nel dispositivo ma soprattutto nell'attuazione. C'è una debolezza strutturale dello Stato nei confronti delle mafie, che vive anche di lungaggini burocratiche, di disordine normativo, di competenze non sempre adeguate. Noi vorremmo che fosse riconosciuto il contributo che questo patrimonio di beni mobili, immobili e aziendali sequestrati e confiscati alle mafie, alla criminalità economica, ai corrotti, il contributo che può dare agli sforzi per assicurare una ripresa nel nostro paese anche dopo la pandemia. Contributo sarebbe sicuramente maggiore se tutti i beni fossero rapidamente restituiti alla collettività e le politiche sociali diventassero una priorità politica, ovviamente. Ecco, io mi fermo qui per ora. Grazie Stefano, e ricordo molto brevemente che è grazie ai beni confiscati alle mafie se lo SPI CGIL tutto, non solo di Vicenza, riesce a fare riusciva prima della pandemia a fare i campi della legalità, cioè a mettere insieme gli studenti, a mettere insieme i nostri pensionati che insieme vivevano, fanno vivere il territorio confiscato, il bene confiscato, e i ragazzi anche imparano molto. Lo SPI di Vicenza ha ancora un progetto in 2 beni confiscati alla mafia nel territorio veneto, che sono l'ex casa di Maniero e un'altra villa confiscata ad un trafficante di droga nel territorio di Erbè, e lì i ragazzi delle scuole di Vicenza, con una borsa di studio data dallo SPI di Vicenza, fanno un'esperienza di una settimana assieme ai pensionati, e soprattutto, ci tengo a dirlo, queste ore gli valgono come alternanza scuola-lavoro, perché pensiamo come SPI, e su questo penso che insomma ci sia l'accordo anche di Libera, che il senso dell'alternanza scuola-lavoro non è formare lavoratori, non dovrebbe solo essere quella di formare lavoratori, ma di formare cittadini, ed è questo che insieme a Libera ed Arci facciamo come SPI. Vedo ora una domanda piuttosto articolata di Ilario Simonaggio, che ci chiede se quanto questo insomma abbia a che fare, tutto questo anche abbia a che fare con l'evasione fiscale, che è abbastanza strutturale nel nostro territorio. Io su questo vi voglio dare un dato. A Vicenza, che è non ricordo se la seconda o la terza, perché prima dovrebbero esserci Milano e Torino, città come export in Italia, quindi direi anche in una fase di pandemia è vero che chi è ricco diventa sempre più ricco e chi è povero si troverà sempre più povero, ma alcuni redditi crescono e crescono fortemente. Sopra i 75.000 euro, i vicentini che denunciano più di 75.000 euro sono solo il 2,5% della popolazione. Ora qui un dubbio su quale sia il reale portato della denuncia dei redditi, francamente ci viene. Io adesso darei la parola a vedo che si è collegato, che è con noi Giampaolo Zanni, segretario generale della CGIL di Vicenza. Ci sono parecchie domande, parecchie questioni, Giampaolo, se vedi anche nelle domande che ci stanno arrivando, che riguardano il nostro territorio e che riguardano, come posso dire, che riguardano anche il mondo del lavoro. Questo perché, lo diceva bene prima Gianni, la mafia si inserisce anche dove c'è illegalità nel lavoro, e chi ne fa le conseguenze sono non solo i cittadini, ma in primo luogo anche
anche i lavoratori. Ora, oltre ad aver citato il tuo territorio praticamente per tutto il pomeriggio, Giampaolo, davo la parola a te per capire qual è la situazione anche dal punto di vista della CGIL di questo fenomeno. Grazie Chiara. Desidero innanzitutto ringraziarti e ringraziare lo SPI di Vicenza per questa iniziativa, gli ospiti presenti e la loro disponibilità. Il ringraziamento allo SPI è non solo per questa iniziativa in realtà, ma anche per l'attenzione che da tempo mette in campo con le giornate della legalità, coi campi della legalità, rivolte soprattutto ai giovani e agli studenti per educare alla legalità, nella convinzione che la criminalità organizzata e l'illegalità vadano combattute non solo con le armi delle investigazioni e con la repressione, non solo sconfiggendo ingiustizie, disoccupazione e disagio sociale, perché lo dobbiamo ricordare, sono il terreno fertile dove la malavita organizzata raccoglie consensi e adepti, ma soprattutto attraverso l'azione educativa e la promozione di una cultura della legalità la più diffusa possibile. Per questo, ad esempio, è importante ogni anno celebrare la giornata della memoria e dell'impegno delle vittime innocenti delle mafie, anche come si è fatto anche il 21 marzo scorso, e per questo ringrazio in particolare Libera per l'attività che svolge con passione su questo tema e con la lettura annuale dei nomi delle vittime innocenti delle mafie. Da un lato per non dimenticare e dall'altro per ricordare l'insegnamento che da queste persone giunge a tutti noi. Nella relazione della Direzione Investigativa Antimafia relativa al primo semestre 2020 viene certificata la diffusione della presenza mafiosa nella nostra regione, in particolare nella cosiddetta economia illegale di secondo livello. Esempio, attività di trasferimento fraudolento di valori e attività di riciclaggio, che compensa anche probabilmente una relativa contrazione dell'economia illegale di primo livello a causa delle restrizioni e i movimenti dovuti alla pandemia. Questo spostamento di attenzione delle mafie alla gestione del mercato degli affari, definiamolo così, più che del controllo del territorio, deve farci molto interrogare e mettere in atto dovute attenzioni tra tutti coloro che hanno a che fare con questo mercato degli affari nei vari ruoli, soprattutto alla vigilia di una possibile, probabile, auspicabile ripartenza economica favorita dagli incentivi europei per la ripresa e la resilienza, che vedranno anche nella nostra provincia, oltre che nella nostra regione. Anzi, la nostra regione ha chiesto un lungo elenco di progetti al governo da inserire nel piano nazionale di ripresa e resilienza, a nostro avviso discutibili, comunque un lungo elenco di progetti e quindi ingenti risorse per la ripresa e la resilienza, e quindi possibili luoghi di interesse e di infiltrazione mafioso. D'altronde destano preoccupazione anche i numeri veneti della Guardia di Finanza relativi al 2020, che con dovizia e cura Ilario Simonaggio, che so essere presente perché ho visto prima un suo scritto, provvede a diffondere all'interno della nostra organizzazione a beneficio di quanti lavorano, per tenere gli occhi aperti rispetto a tutto questo. Laddove si evidenziano, oltre 2020, ripeto,
numeri veneti della Guardia di Finanza evidenziano 820 indagati per reati di criminalità economica, 123 reati tra cui l'associazione di stampo mafioso, associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione, ricettazione e riciclaggio, 25 milioni di euro sequestrati nell'ambito di varie inchieste contro i capitali sporchi, 400 nuovi soci di società, nuovi soci, quindi società nuove o ingressi di nuovi soci in società preesistenti, indagati per precedenti penali. Crescita delle società di capitali, soprattutto verso la fine del 2020. Sta in relazione al probabile avvicinarsi dell'utilizzo delle risorse europee che dovrebbero arrivare? Lo stesso rapporto annuale 2019 dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia su operazioni sospette di riciclaggio dà conto di 8.800 segnalazioni per quanto riguarda il Veneto, 8,3% del totale nel Veneto. Quarto posto a livello nazionale dopo Lombardia, Campania e Lazio. E desta preoccupazione poi la crescita in tutto il paese delle illegalità ambientali. Il rapporto Ecomafie 2020 segnala a questo proposito un più 23% nel 2019 sul 2018. C'è un ritardo di un anno per la raccolta dei dati. Campania, Puglia, Sicilia e Calabria le regioni con più reati ambientali. Lombardia al primo posto per arresti per reati ambientali. Il Veneto risulta decimo, al decimo posto, nella classifica delle regioni per illegalità ambientali nel 2019. A Vicenza, provincia manifatturiera principale, provincia con Treviso manifatturiera del Veneto, dove si trova ad esempio il maggior distretto conciario d'Italia, occorre vigilare e controllare perché ovviamente stiamo parlando di settori che hanno un impatto ambientale dove vengono prodotti degli scarti, dove occorre in qualche modo provvedere alla loro gestione. Quindi siamo assolutamente coinvolti da questo punto di vista e potremmo esserlo anche nel prossimo futuro, purtroppo. E infine, altro dato che testimonia la presenza della mafia nel Veneto è quello dei processi in corso per attività di mafia nella nostra regione, da quello ai casalesi di Eraclea, al clan bolognino a Padova, l'inchiesta Taurus e il processo contro l''ndrangheta locale veronese, l'inchiesta a Isola Scaligera, solo per citare alcuni esempi. Allora, venendo un po' invece passando da dati o altro alla realtà nella quale operiamo, come si evince da questi dati riguardanti processi, reati, indagini, settori e attività di interesse del fenomeno mafioso nella nostra regione, comprendiamo tutti, e qua mi rivolgo in particolare a noi sindacalisti che abbiamo un pezzo di responsabilità nel cosiddetto mercato degli affari, quindi l'insieme delle attività economiche dei nostri territori. La necessità, ricordo a tutti la necessità di cercare di tenere alta l'attenzione circa possibili indizi di tentativi della criminalità organizzata di entrare nel tessuto produttivo. Parlo di tessuto produttivo perché noi come sindacato siamo ovviamente più presenti nelle aziende maggiori, nelle aziende dove i lavoratori si iscrivono e sono in grado di organizzarsi. Però siamo comunque una forza radicata nel territorio e quindi può avere i sensori per capire laddove siano in corso dei tentativi per infiltrarsi nelle attività, soprattutto nei momenti di difficoltà di queste attività, come è quello attuale causato dalla pandemia e dalle misure di contenimento della stessa.
E se parliamo dei settori, non posso non citare il settore della logistica, dell'edilizia, della concia, del ciclo dei rifiuti, del terziario privato e dell'agricoltura. E ci sono poi alcuni momenti che sono topici, come ad esempio il frequente cambio di appalti, dove queste infiltrazioni possono diventare realtà. Perché ho parlato di tenere alta l'attenzione? Perché guardate, se mi faceste una domanda diretta, ma tu hai consapevolezza di una presenza mafiosa in aziende dove sindacalmente siamo organizzati? Vi risponderai candidamente no. Ecco perché parlo di tenere alta l'attenzione, perché bisogna sviluppare una capacità di saper vedere queste infiltrazioni mafiose, saper capire quali possono essere i contesti o i momenti in cui questo può avvenire, per poter poi passare alla fase di denuncia e quindi impedirlo. Già è difficile vedere e denunciare il lavoro nero e il caporalato, in particolare nel lavoro agricolo e negli allevamenti, come ha fatto egregiamente un paio di settimane fa la FLAI anche di Vicenza, perché è emerso anche con una rete che coinvolgeva anche altre province, addirittura anche dei negozi, degli allevamenti in agricoltura, lavoro nero, illegalità e caporalato, nonostante anche la legge che abbiamo. Figuratevi voi riconoscere e denunciare l'infiltrazione mafiosa negli appalti dei settori che poc'anzi ho citato. Si è fatto poi riferimento a Montecchio Maggiore. Intervengo solo ricordando, rispetto al traffico di droga, che la cosa non è assolutamente nuova. Ricordo perfettamente negli anni '80, quando ero giovane impegnato nell'associazionismo e nelle attività politica, quando a Alte di Montecchio Maggiore emergeva crocevia importante per il traffico e lo smercio della droga, in quel caso era cocaina. E ricordo quanto importante sia stato allora la fattiva partecipazione e la denuncia anche a livello culturale delle forze politiche, dei movimenti giovanili, per eliminare dalle piazze, perché si arrivava realmente anche alla conquista di queste piazze, per il traffico e lo smercio della droga. Infine, permettetevi, perché è stato fatto un accenno e anche per me importante, quanto accaduto negli anni scorsi in Banca Popolare a Vicenza e Veneto Banca, mi riferisco al crack che ha colpito migliaia di risparmiatori, e quanto è avvenuto alla Miteni, l'azienda di Trissino che ha avvelenato con i suoi scarichi la falda acquifera di un territorio che sta a cavallo di 3 province venete, con conseguenze negative sulla salute di una popolazione che va oltre anche i 300.000 cittadini, oltre ai circa 600 ex dipendenti, persone che hanno lavorato per periodi più o meno lunghi in quell'azienda. Ha colpito duramente la fiducia delle persone, non solo nelle banche e in queste grandi aziende, ma più in generale sulle istituzioni, sulle forze politiche, dando così spazio a messaggi disfattisti e talvolta addirittura intrisi di odio e di propaganda antidemocratica. I processi, torno al tema, diciamo, appena sul primo che si è concluso, sulla vicenda Miteni siamo alla fase di apertura, siano realmente occasione non solo per accertare la verità sui fatti, fare giustizia e contribuire alla diffusione di un messaggio di fiducia, ma soprattutto anche per appunto promuovere un messaggio di legalità e di fiducia nelle istituzioni democratiche, perché senza la quale è difficile estirpare questi fenomeni. Grazie. Grazie davvero Giampaolo, perché ci hai ricordato quanto sia importante anche la sorveglianza che il sindacato fa nel territorio. Ed è vero che è difficile anche per noi capire dove c'è l'infiltrazione mafiosa, ma il lavoro egregio che ha fatto anche la FLAI nelle scorse settimane forse può essere anche il segnale che la CGIL c'è, è presente e capisce dove e quando ci può essere un rischio forte di infiltrazione mafiosa. Quindi
un grazie a tutti i compagni, perché solo attraverso la vigilanza nel territorio e sui diritti dei lavoratori, lo diceva all'inizio Gianni, che si riesce anche in qualche modo a, come posso dire, arginare o quantomeno sì, limitare questo fenomeno. Stanno arrivando una serie di messaggi, io alcuni poi girerei al prossimo ospite, perché si parla proprio di classe politica e di mafia. Giacomo, quindi ti trovi in con questa splendida patata bollente. Ti chiedo, anche perché è di qualche giorno fa una sentenza, la prima sentenza del Tribunale di Vicenza, che riconosce l'aggravante mafiosa in un reato, e in questa vicenda, per esempio, la Regione Veneto ha chiesto un risarcimento per danno di immagine. Importante, credo si vada oltre il danno di immagine in questo caso. Sono arrivati molti messaggi, non so se hai visto nella chat, ma che riguardano proprio, come posso dire, la mancata vigilanza della politica. Io aggiungo, c'è anche una mancata vigilanza anche delle associazioni imprenditoriali su questo, e un silenzio anche delle associazioni imprenditoriali in tutto il Veneto, ma questo lo dico e me ne assumo la responsabilità sull'argomento, ma anche una silenzio politico. È di non tantissimo tempo fa, lo ricordavamo anche qualche giorno fa, un ex ministro dell'interno, cioè Maroni, ministro della Lega, che, come posso dire, urlò alla lesa maestà quando si iniziò a parlare di mafia nel nord. Le sentenze successive gli hanno dato pesantemente torto, purtroppo. Giacomo, a te la parola. Intanto buonasera a tutti, grazie davvero dell'invito allo Speech GL, grazie a Chiara. Tante cose sono state dette prima che intervenissi, ce n'è una che mi ha colpito molto ed è stato un passaggio di Giampaolo Zanni, quello in cui diceva: se mi chiedete di rispondere in maniera sincera se nelle aziende in cui siamo presenti abbiamo la sensazione o abbiamo la convinzione o vediamo in maniera concreta un'infiltrazione mafiosa, dovrei rispondervi candidamente di no. È molto importante ed è anche un messaggio molto molto onesto da parte del segretario. Perché? Perché non c'è nessuno come il sindacato che ha la capacità e la profondità di analisi su quello che capita nel mondo delle imprese, nei luoghi di lavoro, e quindi se un sindacato attento, perché tutto si può dire, ma non che la CGIL in questi anni su questi temi non sia stata presente, insomma, perlomeno in Veneto, che è l'osservatorio che io vedo più da vicino su questi temi, eppure non c'è diciamo così, la possibilità di vedere concretamente che queste cose accadono. Questo ci dà la dimensione di quanto complicato sia rendersene conto e di quanto complicato sia in Veneto o comunque nei territori del nord, che non sono i luoghi di tradizionale insediamento delle mafie, sia più difficile rendersene conto, appunto perché da un lato non spara la mafia e dall'altro anche proprio nella società è inserito in una maniera diversa, è molto più un aspetto legato all'economia, alla presenza dove ci sono sostanzialmente le risorse economiche, che è una cosa che ricorreva molto anche negli interventi precedenti. Ma che cosa fare? Perché poi questo è il tema anche di oggi. La prima questione che ha toccato molto bene Stefano Mano è, da un lato, certamente anche in quel caso economica, per cui chiaramente la possibilità di sequestrare beni. C'è l'altro aspetto fondamentale che è quello educativo. Io la dico così per fare un esempio su tutti. Come gruppo consigliare su questo tema siamo molto molto presenti come gruppo consigliare del PD. Nell'ultimo bilancio abbiamo proposto un emendamento che è stato anche approvato, quindi che alla fine ha trovato approvazione perché è tra quelli su cui abbiamo più insistito, e che ha previsto di raddoppiare i fondi a favore di misure per l'attuazione delle politiche regionali sulla prevenzione del crimine organizzato e mafioso. Di fatto la traduzione di questo emendamento sono attività nei comuni e nelle scuole
di non soltanto sensibilizzazione, ma anche per fornire alle amministrazioni locali gli strumenti per confrontarsi con il fenomeno mafioso, perché poi in tantissimi casi, se non ci riesce il sindacato, che in quei luoghi è più presente, più attento, ne conosce anche di più gli aspetti, provate a pensare quanto più difficile può diventare per un amministratore locale, che però è comunque il luogo della politica, se così si può dire, più vicino e anche più in grado in tanti casi comunque di accorgersene. Quindi questo è l'altro grande aspetto, quello della sensibilizzazione. L'ha detto molto bene il sindaco di Padova, Sergio Giordani, in occasione della giornata della memoria e dell'impegno per le vittime innocenti delle mafie, che appunto era pochi giorni fa, il 21 marzo, e diceva sostanzialmente che il punto è stare a fianco degli amministratori, delle associazioni, delle persone che sviluppano progetti che promuovono la legalità, la cultura della trasparenza, perché quello che hanno evidenziato le recenti indagini della magistratura è che di fatto il Veneto è vittima in tutto e per tutto di organizzazioni mafiose, e quindi abbassare la guardia non può più essere consentito. Non siamo più neanche un luogo di infiltrazione, siamo un luogo purtroppo di radici da questo punto di vista ormai del fenomeno mafioso. E quindi da questo punto di vista, sempre per restare sul punto, deve anche cessare il tema della retorica del Veneto virtuoso. Prima Chiara giustamente diceva il tema del danno d'immagine. Non è mica solo una questione di danno d'immagine, perché se si riduce a quello, il punto è semplicemente: mi stanno rovinando la reputazione. Ma quello che ha dimostrato, per dire, il processo di Eraclea sono numeri veramente impietosi sulla profondità e la forza del fenomeno mafioso sul nostro territorio. Oltre 100 arresti, se non ricordo male, in meno di 2 anni, più inchieste, un lavoro immane che tra l'altro era sulle spalle di pochi magistrati amministrativi della procura. In questo, per esempio, il report che spesso la CGIL invia a noi consiglieri regionali ci dà anche la dimensione di come uno dei problemi sia la sproporzione delle forze in campo, nel senso che da un lato ci sono capitali, uomini, e dall'altro su questo fronte in Veneto siamo pochissimo preparati come strutture dello Stato a far fronte, perché ancora oggi ci comportiamo come se di fatto il fenomeno mafioso in Veneto fosse un fenomeno laterale, quindi ci sono pochissimi mezzi e pochissimi uomini che si confrontano con questa situazione. Aggiungo un altro elemento importante che avete incrociato prima, ma che è chiave, ed è che stanno arrivando tanti soldi, nel senso che stanno arrivando tanti soldi dall'Europa sicuramente, ma anche più in generale dove c'è una difficoltà strutturale, economica, come quella che oggi vivono tantissime aziende. È evidente che al di là dei soldi, diciamo così, leciti, ne arriveranno anche tanti illeciti, perché chi ha la forza in questo momento, al di là, ripeto, degli investimenti dell'Europa e del recovery, di dare liquidità alle imprese in difficoltà, tendenzialmente in larga parte sono appunto fenomeni legati al riciclaggio. Quindi su questo serve veramente approntare un'attività di vigilanza straordinaria. Il ragionamento che facevo prima sull'esiguità delle forze in campo vale a maggior ragione in questo momento, perché andiamo incontro a una fase di particolare difficoltà. Su questo, sempre per stare in tema di consiglio regionale, voi sapete che esiste una 4ª commissione consigliare permanente in consiglio regionale che di fatto si occupa dell'analisi delle politiche pubbliche, ma che si sta concentrando in maniera particolare. Il presidente è Andrea Zanoni, consigliere regionale del PD, è l'unica presidenza che va alle minoranze. Si sta concentrando molto anche sul tema della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, dialoga molto con l'osservatorio presente in regione, che va potenziato e rilanciato. È una delle cose su cui lavoreremo molto, ma soprattutto questa commissione ha il compito di individuare quali sono le politiche pubbliche che oggi consentono, per esempio,
maggiormente l'infiltrazione mafiosa. Ne dico una su tutte: l'introduzione del criterio del massimo ribasso nella aggiudicazione degli appalti pubblici, peraltro previsto da una normativa nazionale, ha favorito in maniera potentissima la criminalità organizzata. L'idea di fondo su cui stiamo lavorando è tornare al criterio precedente, quindi quello della media ponderata, perché rimette al centro la qualità del lavoro oggetto degli appalti e automaticamente allontana gli appetiti dei mafiosi. Quindi da questo punto di vista c'è un grande lavoro da fare. Il primo punto per chiudere il ragionamento è la rimozione dell'idea che il Veneto sia tutto sommato sano e quindi questo problema a noi tocca sì, ma fino a un certo punto. Prima c'era un commento, adesso lo recupero, ma non lo trovo, di qualcuno che diceva che di fatto era Moreno Biolcati, che di fatto alla politica parlare di mafia, eccolo qui, alla politica parlare di mafia dà fastidio, ed è vero, perché per la politica, ma come per tutte le cose della vita, quando ammetti che c'è un problema devi trovare un modo di risolverlo. E quindi da questo punto di vista la prima cosa è dire a chiare lettere e a viva voce che è un problema enorme, che è un problema crescente, che è un problema prima di tutto ovviamente di legalità e di dignità, come è stato detto molto bene prima di me, ma c'è anche un problema di equità. Io su questa cosa sono sempre molto molto fissato. Prima avete parlato di evasione fiscale. Io mi chiedo sempre come faccia un paese, in questo caso il nostro, a stare in piedi con di fatto un terzo della sua economia sommersa, perché un terzo vuol dire che sul piano di qualsiasi livello, dalle retribuzioni alla contribuzione agli aiuti che possiamo dare alle famiglie, agli asili nido, è un miracolo che questo paese resti in piedi, perché un terzo della sua economia non passa per canali pubblici, per canali legali. Per cui su questo fronte è una battaglia che va certamente combattuta dal punto di vista della mafia e della prevenzione a quei fenomeni, ma è addirittura più vasto, perché poi quelle sacche lì consentono appunto alla mafia di prosperare. Per cui chiudendo il mio ragionamento così, il tema cruciale in questo paese è lavorare con una cultura del rispetto delle regole, e per cui tutti noi sappiamo che se quelle regole non le rispettiamo qualcuno ci viene a chiedere conto, e il tema dell'evasione fiscale è il primo punto da questo punto di vista, e il Veneto su questo, siccome ha sempre negato o perlomeno minimizzato il problema, ha anche consentito evidentemente alla criminalità organizzata di entrare nel suo territorio e oggi di creare un problema che, ripeto, è prima di tutto etico, ma anche di competizione equa tra aziende, ma anche di sviluppo economico del territorio, perché è vero che arrivano risorse fresche, ma siccome quelle risorse lì non vengono regalate da una onlus, ma da una realtà che poi le chiede indietro e che soprattutto poi arriva a controllare pezzi di economia, questo alla lunga diventa anche un problema enorme sul piano dello sviluppo del territorio. Grazie Giacomo, grazie soprattutto per l'analisi, anche perché è veramente importante che anche i nostri concittadini capiscano quanto l'illegalità ruba anche a loro, e purtroppo in questo territorio questo è un concetto che non è chiaro, è come se lo Stato fosse sempre qualcos'altro. Ora c'è una domanda. Giacomo, ti chiedo però, giusto a livello informativo, se tu sei a conoscenza di questo progetto sull'ex Cavala di San Rocco d'Arcugnano. So che conosco la questione, non passa ovviamente in Consiglio regionale in questo momento, ma agli uffici tecnici, e la stiamo seguendo con gli amministratori locali, quindi assolutamente sì, è un tema che e quindi conosciamo. c'è l'attenzione su questa cosa, sì, perché assolutamente quando si parla non c'è ancora un deposito effettivo, insomma, per ora è anche uscita sui giornali, è a uno stadio ancora, diciamo così, assolutamente non definito, e quindi, però intanto insomma lo sappiamo, segnaliamo questa cosa, e grazie, perché è importante, è fondamentale che la politica c'è una parte di politica che purtroppo è connivente con la mafia, c'è l'altra parte di politica che invece, ed è sempre stato così nella storia di questo paese, la mafia l'ha combattuta, alcuni anche rischiando del proprio. Questo per dire che non tutta la politica è corrotta, esiste una politica che purtroppo si lascia
come posso dire, prendere da queste sirene per potere ed arricchimento personale, c'è un'altra politica che invece la mafia, ricordiamolo, l'ha sempre combattuta. Non mi piace che si faccia di ogni erba, come si dice, di ogni erba un fascio, perché in ogni caso, in ogni situazione possiamo scegliere, no, tra dove e da che parte stare. Nel ringraziarti, Giacomo, do la parola a Rosanna, e a Rosanna recupero un messaggio nel darti la parola, che ora non troverò mai più, che è il messaggio di un compagno, argomento che trova pochi interessati, ma non dobbiamo demordere con le nostre iniziative, con i nostri comportamenti nelle sedi e nel territorio. Credo che, Rosanna, questo sia il modo migliore per darti la parola per concludere questa nostra giornata, questa nostra ora insieme. Prima di darti la parola, però, perché poi ho il terrore di dimenticarlo, volevo ringraziare veramente Maila dell'ufficio stampa regionale, senza la quale tutto questo non sarebbe stato possibile. Grazie Maila, e permettetemi di ringraziare Moreno Biolcati, che è il responsabile per lo SPI di Vicenza del Dipartimento Legalità e Memoria, e che da dietro le quinte ha organizzato con me e con noi la giornata di oggi. A te la parola, Rosanna. Iniziativa e agli interventi che ci sono stati. Questa era un'occasione proprio per affermare come SPI la nostra volontà, insomma, no? il nostro obiettivo di non demordere, appunto, rispetto al tema della legalità. Lo facciamo in tanti modi, lo abbiamo fatto purtroppo fino al 2019 con la nostra partecipazione ai campi della legalità. Speriamo che questa situazione di pandemia finisca al più presto per poter riprendere, perché per noi quella è un'iniziativa e un'attività molto importante per i tanti nostri volontari e volontarie. Lo facciamo appunto con gli incontri con le scuole, anche questi abbiamo dovuto limitarli. Perché pensiamo che soltanto attraverso il rispetto delle regole, come diceva anche Giacomo Possamai, come hanno detto gli altri, insomma la cultura del rispetto delle regole possa veramente cambiare le cose anche nella nostra regione, che d'altra parte, come tutti gli interventi hanno sottolineato, non è l'isola felice che molti pensano. Davvero, anche con un'indagine che Libera ha fatto 1 anno e mezzo fa, veniva fuori che la stragrande maggioranza dei veneti pensavano che la mafia qua non ci fosse, e assolutamente minimizzavano le presenze e anche le attività giudiziarie, insomma i processi che ci sono e che vengono fatti con un numero molto alto di persone coinvolte e davvero con un vero radicamento delle mafie nel nostro territorio, altro che. Diciamo che se anche ci sono delle diversità tra provincia e provincia, bisogna dirlo, Vicenza e Treviso per esempio sono le province in cui la presenza mafiosa è forse meno forte e penetrante rispetto ad altre province, ma questo non significa che allora bisogna abbassare la guardia, come diceva bene Giampaolo Zanni, no? E anzi noi del sindacato ancora di più dobbiamo stare attenti, perché quel no, noi non ci accorgiamo, no, delle aziende, come anche ha sottolineato Giacomo Possamai, che ha detto Giampaolo, impressiona, no?
anche se, e qua bisogna dirlo con chiarezza, laddove ci siamo e c'è una forte presenza sindacale e quindi anche contratti di lavoro giusti, applicazione dei contratti di lavoro su cui il sindacato vigila e condizioni di lavoro, organizzazione del lavoro di un certo tipo, è anche molto più difficile che la mafia penetri. Infatti la presenza, le mafie insistono e si presentano e si radicano laddove c'è già illegalità, laddove ci sono condizioni di lavoro e anche politiche di un certo tipo. La mafia non nasce per conto proprio, insomma per motu proprio, ma c'è connivenza di una parte della politica, c'è connivenza di una parte, di una fetta importante anche dell'imprenditoria economica, delle categorie economiche. Ormai è diventato emblematico, no? Quella testimonianza di Kriscia, un processo di un po' di anni fa, in cui gli veniva chiesto come mai erano arrivati a fare attività mafiosa qua nel Veneto, e diceva, d'altra parte siamo qua, ci troviamo bene perché i veneti sono più malavitosi di noi, insomma, no? Veramente dà da pensare, ma non dà da pensare anche perché sembra che ci stiamo accorgendo da poco tempo di questo fenomeno, dà da pensare, se andiamo un po' a ritroso nella memoria, quando i rapporti antimafia, già nel 1994, quando era presidente dell'antimafia Smuraglia, parlava appunto che il Veneto non è un'isola felice e in Veneto c'era una sottovalutazione del fenomeno mafioso nel 94. Eppure io davvero devo dirlo, insomma, che è relativamente da poco che comincia una consapevolezza di una parte dei cittadini del Veneto di questo fenomeno, appunto come dicevo prima, la stessa indagine di Libera lo ha dimostrato, ma anche proprio anche l'interesse che c'è in iniziative come abbiamo fatto oggi, sta prendendo piede sempre di più anche la capacità di creare iniziativa su questo tema, sempre più associazioni e gruppi affrontano, non si girano dall'altra parte e affrontano il tema per trovare le soluzioni, e le soluzioni non possono che essere attraverso la conoscenza, quindi conoscere che cos'è il fenomeno mafioso, conoscerlo in tutte le sue sfaccettature e soprattutto anche raccontando esperienze. Ho assistito l'altro giorno a un'iniziativa organizzata dall'onorevole Pellicani sulla mafia in questo caso era mafia e politica proprio, e in cui c'era Pierpaolo Romani, che è presidente di Avviso Pubblico, un'associazione veramente importante anche qua nel nostro territorio, che si rivolge, che è un'associazione di enti pubblici e province e regioni. Infatti la Regione del Veneto è convenzionata è iscritta all'associazione Avviso Pubblico, in cui diceva che per esempio una cosa importante per far conoscere e per far crescere il senso di responsabilità, no, e di rispetto delle regole è anche quello di raccontare, di scambiare le esperienze, le buone pratiche che avvengono nelle varie amministrazioni. Siamo però, e anche qua nel nostro territorio, a macchia di leopardo l'adesione ad Avviso Pubblico, per esempio, degli enti pubblici. Ne abbiamo molti di più comuni affiliati nel Veronese, meno a Vicenza, di più a Padova, meno a Venezia. Per esempio noi come SPI, nella nostra contrattazione sociale, una delle richieste che portiamo ai tavoli è anche quella proprio di chiedere conto alle amministrazioni pubbliche perché non si iscrivono a questa associazione, perché
iscriversi ad avviso pubblico significa fare della trasparenza un tratto distintivo delle proprie azioni amministrative, perché guardate che le mafie, si è visto nella loro storia, insomma, no? E come si sviluppano, si radicano anche qua nel nostro territorio, soprattutto nei piccoli comuni, dove è più facile creare il consenso, dove è più facile corrompere, dove è più facile anche presentarsi con una faccia benevola, ci si infiltra nelle azioni della collettività, non so, si fa riferimento, non so, si pagano le squadre di calcio o la squadra di pallavolo, la sagra, il pranzo sociale, e sono tutti piccoli favori, no? A cui poi la collettività, le persone, i cittadini di quella comunità rispondono con favore. E non è un caso, per esempio, se facciamo riferimento per esempio a Eraclea, che è il caso più emblematico, no? Che è stato portato agli onori della cronaca in questo periodo, è che quando è stato commissariato il comune, si è andati a nuove elezioni ed ha vinto ancora una certa parte, la stessa parte che amministrava il comune prima. A parte che quella vicenda c'è anche tutto il tema dello scioglimento del comune. Noi siamo l'unica regione in cui non c'è nessun comune che è stato sciolto per mafia. Ci aspettavamo rispetto ad Eraclea invece uno scioglimento, e ancora ci stiamo interrogando del perché questo non sia avvenuto. Prima o poi lo capiremo, perché tutte le condizioni c'erano, e addirittura lo stesso prefetto di Venezia aveva, come dire, prospettato al Ministero dell'Interno lo scioglimento, dando tutta una serie di motivazioni. Ecco, però rispetto a questo quadro che ci presenta un Veneto assolutamente appunto infiltrato dalla mafia e in cui dobbiamo continuare a fare opera di legalità, bisogna anche però far conoscere il Veneto dell'altra parte, no? Perché noi siamo veramente la regione dove c'è il più alto tasso di volontariato, la più alto quindi anche di associazioni che sono rivolte al sociale, tutta una serie di attività molto importanti per la coesione sociale, di solidarietà e quant'altro. Siamo un po' la regione delle contraddizioni, però anche su questo dobbiamo assolutamente fare i conti, com'è d'altra parte anche tutto il paese, non soltanto la nostra regione un po' così spaccato a metà. Noi come SPI comunque continueremo la nostra azione, la nostra attenzione verso la legalità. È un tema fondamentale. Speriamo, come vi dicevo all'inizio, di ritornare presto a partecipare ai campi della legalità, anche se comunque noi abbiamo anche rispetto ai beni confiscati di cui parlava il compagno di Libera, soltanto su 3 beni confiscati facciamo e organizziamo i campi, no? Che sono appunto la Villa Maniero a Campolongo Maggiore, a Erbè e a Salvaterre, in provincia di Rovigo. È stata la prima esperienza, l'abbiamo fatta, guarda caso, anche in lockdown, anche l'estate scorsa a Salvaterra, solo a Salvaterra, perché era troppo importante in quel territorio dare questo segnale di presenza di legalità da parte nostra, in un patto intergenerazionale fra i nostri volontari e i giovani. È stata un'esperienza breve, diurna naturalmente, perché ci doveva essere rispetto di tutte le regole di sicurezza, e molto probabilmente la ripeteremo anche quest'estate. Quello che ci manca è davvero il rapporto con i giovani, il rapporto con le scuole, perché pensiamo che solo attraverso l'educazione, solo attraverso
il confronto, solo attraverso la conoscenza, come dicevo, di che cos'è la mafia e da cosa bisogna guardarsi, può appunto far crescere il tema della legalità. Non bisogna dimenticare, mi sembra di non averlo sentito oggi, che comunque la CGIL, sempre in ogni processo, si è costituita parte civile e continuerà a farlo, perché dicevo, la legalità è un tema che assolutamente ci sta a cuore, da cui non possiamo assolutamente derogare. Ringrazio tutti davvero per averci seguito, ci saranno altre iniziative anche in altri territori e grazie davvero per questi ottimi contributi che abbiamo potuto sentire oggi qui. Grazie Rosanna, hai fatto bene a ricordarlo che CGIL si costituisce parte civile non per danno di immagine, ma veramente parte civile, perché il danno che la mafia fa al territorio è molto di più di un danno di immagine, come dicevate praticamente tutti prima. Io vi ringrazio davvero, vi ringrazio per la vostra presenza, vi ringrazio per le vostre parole, vi ringrazio per aver aperto un faro sul nostro territorio, sulla presenza della mafia nel nostro territorio, faro che purtroppo è molto spesso spento, e di un fenomeno di cui nel nostro territorio non c'è contezza e forse nemmeno voglia di accettazione. Invece sono le nostre parole che possono metterlo sotto i riflettori e cominciare a parlarne nelle aziende, nei posti di lavoro, al bar, ovunque, perché solo la conoscenza può sconfiggere, oltre al coraggio ce ne vuole, può sconfiggere questo fenomeno. Io vi ringrazio tutti, vi ringrazio di aver partecipato, ringrazio tutti quelli che hanno in quest'ora mandato dei commenti, siamo riusciti a mandarne ringrazio anche l'ex segretario dello SPI, che vedo che ci fa i complimenti, mi sembra che aveva iniziato ben prima di me questa cosa sulla conoscenza della mafia. Ringrazio davvero tutti, ripeto, non siamo riusciti a mettere tutti i commenti, però davvero grazie a tutti e buona serata. Grazie a voi.